adesso ragazzi vi faccio vedere una chicca, sfido qualsiasi rifugio ad avere questo tipo di servizio. Abbiamo una zona green wellness relax, la nostra spa a cielo aperto, cioè ragazzi con la doccia emozionale o emozionante come dice Andri. Fantastica, ed è calda ragazzi, mamma che bella. E poi abbiamo la biosauna che è bellissima, guardate qua, tutto in legno. È meravigliosa, e tutto questo, come dicevo, tutto a cielo aperto con il bellissimo panorama, le pale, quindi è fantastico. Tenetevi pronti, Questa è la suite Harald, si chiama come il proprietario, che poi ve lo facciamo conoscere, che è anche il nostro chef. Ragazzi, dopo una giornata in montagna non siete ancora stanchi oppure siete stati sfortunati e piovuto tutto il giorno? Non c'è problema, perché abbiamo la zona fitness. Ecco qua questa bellissima palestrina con attrezzi di ultima generazione, bellissimi, anche rivestiti in legno. E qui abbiamo angolino relax per gustarci, magari ci beviamo un tè, un caffè e qualche pasticcino. Fantastico, direi, pesi. Ma guarda che bellini, cosa c'hanno la sabbia dentro? Ho ripreso Harald con la maglietta che non voleva. Harald non vuole, sito catering. Ma ora va a cambiarci e dopo ve lo presentiamo. L'hai fregato. Adesso c'è Harald qua che ci aspetta, io sono in accappatoio ma qua siamo in famiglia, quindi non mi faccio problemi. Harald, ti dobbiamo presentare. Ciao. Questo è il nostro personaggio che ha dato vita a questo rifugio, che è una meraviglia, con tutta la sua famiglia. Ciao Susa. Grande tutto Harald. bene? Tutto benissimo, siamo contentissimi di essere qui, guarda. Grazie a voi. Là c'è la Giulia che scappa. La Giulia scappa, Però t'ho presa, No, beh, questa è una big family, dobbiamo dirlo. Sono troppo belli. Sono troppo belli. Guarda che situazione che ha preparato Harald, guarda che bello. Hai visto? Sì, perché come abbiamo accennato prima, Harald è un po' il padrone di casa, ma è anche lo chef. Che in questi giorni ci cucina qualche specialità. Dai, faccio assaggiare qualcosa. Comunque qua è un paradiso, e diciamo che anche questa piccola spa l'hai costruita più o meno nel periodo un po' del Covid, giusto? Sì, il periodo del lockdown che non sapevo cosa fare. Hai fatto qualcosa di bellissimo, direi. A far su qualcosa di bello con quello che avevamo, però. Con i larici nostri, quindi un po' mi sono inventato, dai. E Harald poi ci farà un po' da guida, quindi ci dirà i percorsi da fare in queste giornate. Guardate ragazzi, il sentiero è quello, parte, domani andiamo su di là e già ci sono un centinaio di cavalli che ci aspettano. E già questo ci piace. Fantastico, comunque volevo far vedere bene, questo è il punto di vista giusto, guardate che situazione. Guardate cosa ce l'ha. Che situazione, e la Giulia che scappa. La Giulia scappa. Giulia Giulia, è meglio che vieni, sai, perché ormai vieni qua con me. Vieni qua Giulia. Dai. Che presentiamo anche Giulia. Ciao. Ciao bella. Ciao. Guarda che belli che sono, Sì. E adesso qua ci ha preparato una situazione bellissima, Harald, facciamo qualche foto, vero Andrea? Sì, facciamo qualche foto, ne approfittiamo che la luce è stupenda, il tempo tiene benissimo e la Susa come al solito si sacrifica. Mi sacrifico ed è un sacrificio pazzesco. E fa un bagno caldo stavolta però. Che temperatura ha l'acqua? 30 gradi. Capirai Susa che fatica. A qualcuno deve pure fare questa cosa, no? Andrea non la fa, la faccio io. Io mangio, è vero. Adesso taglio 2 fette di salame, dai, che è ora. Allora. Che parte bella questa. Beh, situazione spa in queste condizioni con il nostro chef e tutta l'aperitivina è una cosa incredibile. Allora facciamo un brindisi, dai. Facciamo così, Susa. Allora io assaggio subito un formaggino, posso? Prego. Perché questo è il momento topico di Andrea quando si mangia. Andri. Evviva!
Ci sta, eh? A quest'ora ci sta proprio. Scusa. Grazie. Allora ci sta un bel Viva. brindisi. Allora, viva! Evviva! Grazie Evviva la Harald. flora alpina! La Valfredda, ragazzi, venite in Valfredda che è bellissima. Dirò a Harald che sognavo proprio di fare questo. La temperatura è Che meraviglia! Cioè essere presa con la così. neve. Sì. No, è da provare, è troppo bello. Amici, sul canale trovate già il vlog completo su questa splendida avventura in Valfredda. Vi aspettiamo!